Mario Gallo, delegato sindaco per il centro storico. Dopo l'ultimatum che avevamo lanciato, dopo la fiaccolata organizzata dalla Chiesa, arrivano risposte finalmente, lo speriamo, concrete per l'apertura di uno sportello che si occupi delle problematiche e del rilancio del centro storico. Ecco, quali sono, Mario Gallo? Allora, è proprio notizia di ieri sera, perché il sindaco mi chiama a casa dicendo finalmente possiamo aprire lo sportello per il centro storico di Agrigento. È una grossa vittoria per il centro storico di Agrigento, ma anche per TVA, per tutte le campagne che ha condotto assieme a me per il centro storico di Agrigento. E per questo non verrò mai a dire grazie alla emittente TVA. Ora andiamo al nocciolo della questione. Da lunedì apriamo questo sportello per il centro storico che si occuperà essenzialmente ed esclusivamente di problemi del centro storico, ma anche non solo dei problemi del centro storico, ma anche e soprattutto degli abitanti del centro storico. Questo sportello che si troverà a Piazza Gallo nell'ex tribunale, quindi all'ufficio tecnico, ci sarà lo sportello con un impiegato, per ora stiamo cominciando così, poi la cosa si allargherà, faremo in modo che ci sarà una bella organizzazione con il geometra Giovanni Arcure. Allora, tutte le persone che vorranno istruire delle pratiche di ristrutturazione per il centro storico verranno aiutate dal comune, quindi non sarà più il comune che farà in modo di creare problemi all'utenza, ma aiuterà l'utenza a ristrutturare senza tanti particolari problemi le case del centro storico. C'è anche una collaborazione con la Curia. Sì, c'è una collaborazione anche con la Curia. Io stamattina sono andato in Curia, ho parlato con Padre Pontillo che è il direttore del bene culturale della Curia e quindi anche loro sono interessati a questo sportello, perché questo sportello farà in modo che anche i problemi delle chiese, del decadimento, della ristrutturazione delle chiese possa passare attraverso un aiuto del comune di Agrigento. Ci sono anche delle nuove attività, segno che è un centro storico che va piano piano, lentamente rinascendo, come? Piano piano anche le attività commerciali stanno cominciando a ritornare nel centro storico di Agrigento. Solo così possiamo salvare il centro storico di Agrigento, dandogli economia e dandogli la possibilità delle persone di venire a riabitare il centro storico. Non si può parlare di ristrutturazione del centro storico con gli stanziamenti, perché soldi non ce ne sono più. Noi dobbiamo ristrutturare il centro storico con le nostre attività